in collaborazione con Eccoci qua dalla Val Gardena, siamo in Alta Val Gardena, la frazione di Dauney, sopra Selva. Il tempo non è proprio dei migliori, anzi sta ricominciando a piovere, quindi farò in fretta questo piccolo audio di introduzione ad una piccola intervista, un audio, una pillola che facciamo con il nostro caro amico Clemens. E adesso andiamo a sentire il suo piccolo regno dentro la stalla, che cosa ha da raccontarci. A tra pochissimo. La coltivazione di piante che catturano il carbonio. Parleremo di questo, è un progetto che è stato messo a punto da diversi enti e che terminerà nell'arco di 3 anni. Parleremo di questo, vediamo quali sono i primi risultati. Parleremo anche della cimice asiatica e del suo antagonista che viene lanciato nei frutteti. Nei giorni scorsi è partito appunto il progetto della Regione Emilia-Romagna per disseminare questa vespa samurai in grado di contenere la cimice asiatica. La storia passa anche attraverso la ristorazione. I documenti fotografici della mostra ai 50 anni del San Domenico di Imola raccontano un'epoca non solo a tavola. Oh, questa immagine mi ci voleva proprio. La prima volta che esce. È la prima? Dunque, Il giorno che esce, allora. dopo tutti i giorni di inverno in stalla, è la prima camminata che fa. Sì, esatto, sì. La porti già dai prati? No, un po' per abituarsi. Ah, caspita, come le tratti, si vede che le curi bene. Gli fai fare anche il giretto di allenamento. Sì, ma là si può un po' camminare, così si abitua a mangiare. Questi sono gli incontri magici che si possono fare lungo le stradine che in montagna conducono ai masi, ed è quello che è capitato al nostro inviato d'eccezione Davide, che con telecamera in spalle e microfono alla mano sta facendo questo bellissimo giro in Alto Adige, nel cuore delle Dolomiti. In questa fase 3 in cui si può circolare tra regioni e andare pure in vacanza, la montagna è sicuramente tra le mete più sicure, in quanto il distanziamento sociale è praticamente assicurato. E allora dicevamo sentieri, pascoli, vette della Val Gardena e della Val Badia, un'area turistica per eccellenza ricca non solo di verde e natura ma anche di paesi, borghi, bellezze storiche, artistiche, chiese, affreschi, castelli, splendide vigne che si affacciano a terrazza su pendii più lievi. L'aspetto comunque più interessante è proprio quello dei prodotti della gastronomia tipica, ma soprattutto il fatto di poter incontrare e vivere direttamente a contatto con la vita autentica dei contadini, degli agricoltori, degli allevatori, che offrono appunto ospitalità in questo senso. Quindi quello di Davide sarà un giro in diverse tappe, ma adesso, per cominciare, a ridosso del pittoresco villaggio di Selva, che è il paese più alto della valle, direttamente sotto il massiccio del Sella, quello a forma di altipiano che si dice sembra sostenere il cielo, ecco il maso Plošk. Qui da poche mucche nasce uno splendido latte, perché in questo momento sono ricoverate in stalla, ma la loro vita è praticamente al pascolo. Linea a Davide. Eccoci, siamo qua in Alta Val Badia, Dauney, una frazione sopra Selva Val Gardena. Il tempo non è granché e allora ne ho approfittato per andare in giro ad assaggiare cose, per masi. Insomma, il tempo lo si passa tranquillamente in relax e in modo molto bello in ogni caso. Allora, qui siamo in un maso, la stalla di Plošhof. Vedete, attorno ci sono dei prati bellissimi. Qua dietro Selva Val Gardena.
qua i prati e qui dentro la stalla, il regno del nostro caro amico Clemens, che andremo a sentire, col quale faremo 2 chiacchiere per sentire da lui un po' qual è il suo mondo. Che ho ricevuto il maso era proprio dopo il militare, no? Avevo appena 20 anni, sono arrivato dal militare, mio padre dice: beh, adesso hai fatto il militare, adesso bisogna che lavori. E se voglio avere il maso, era una roba con 20 anni, insomma, una roba un po' che mi ha stupito, insomma. No, ma comunque sono stato contento. Sì. Praticamente mio nonno, sicuramente anche prima, avevano questo maso che è di circa 9 ettari. No? Questo a casa c'ho circa 1,5 ettari e gli altri prati ho in montagna ancora più alto. No? Sì, qua faccio 2 volte praticamente e su in montagna solo una volta, perché lì cresce pochissimo, diciamo, perché siamo a una certa altezza, siamo sopra i 2000 metri là e non cresce di più. E la stalla sì, è meno lavoro, però bisogna andare ogni giorno, che quello è 2 volte al giorno, no? Quello è, diciamo, la roba più impegnativa, dove qualche volta che siamo con amici io devo venire a casa in stalla, no? Quello è il punto più debole, diciamo, Sì. se no è bello, mi piace. No. Vedo che hai pochi capi, sono delle misure delle dimensioni di stalla che ad esempio nelle nostre zone in Emilia Romagna non si vedono ormai più. Come riuscite a portare avanti la sostenibilità economica di lavoro con una misura che è d'altri tempi? Sì. Beh, economicamente non va, solo con latte non si può mantenere una famiglia, no? Diciamo, al giorno d'oggi piuttosto è un grande hobby da noi, no? E per fortuna si prende anche i contributi dalla provincia o anche dal comune, qualcosa, così si può o si fa ancora questo lavoro, altrimenti solo con latte non ci conviene per niente. Quindi si potrebbe dire che c'è comunque una volontà da parte delle amministrazioni locali di mantenere però vive queste tradizioni, anche per lasciare per quanto possibile intatto quello che era il patrimonio delle attività di queste zone. Sì, logico, se si guarda tutti i prati che si vede almeno adesso che sono ancora da falciare, tutto viene falciato, no? Proprio anche dai contadini, no? E si può immaginare se non si falcia come sarebbe, non ci sarebbe neanche un fiore più, no? E così adesso si vede i campi, i prati, una fioritura ancora bellissima, no? Si vede anche, diciamo, non solo qua in paese che viene falciato, che è bello, ma anche su montagna viene falciato, e anche i pascoli dove vanno le mucche, viene mangiato l'erba, non rimane niente. L'anno dopo viene una bella fioritura di nuovo, no? Se no sarebbe tutto un bosco. Quindi sì, la presenza è importante, però mi dicevi anche che ci sono purtroppo in vista delle possibili nuove norme che penalizzerebbero proprio le piccole stalle come la tua. Sì, perché adesso le mucche o le vacche sono praticamente attaccate come da me, e in giro le norme prevedono che dovrebbe essere queste stalle dove le mucche possono camminare, no? E lì questa stalla sarebbe troppo piccola, no? Troppo piccola, e se io dovrei adesso cambiare, allora ci farei un appunto di una domanda se lo farei un grande investimento, no? Vedremo come viene. Per adesso il tuo lavoro con questi animali, da quello che mi hai spiegato, è dunque durante la cattiva stagione del brutto tempo loro stanno qua in stalla, sì. Sono qua ferme, e poi vanno invece tutti i giorni in malga sui pascoli nella bella stagione. Sì. E le mucche, lì c'è un pastore che viene a prendere le mucche alla mattina, li porta al pascolo, non solo le mie ma di tutto qua il Daunay, la frazione Daunay, la villa. Lui sta durante il giorno con le mucche, guarda se tutto va bene, alla sera
apre il cancello, le mucche sanno esattamente dove è la sua stalla. Perché sono mucche di diversi masi, Sì, diversi tutte masi. messe insieme e ogni mucca sa dove è casa sua. Arriva e va anche nel suo posto, è una roba bella da vedere. Sì. Ma una mucca è una di famiglia. Sì, è vero, è vero. E mi dicevi, anche questa cosa è molto interessante, che hai visto il cambiamento che c'è proprio nella vita della valle dovuta al turismo e che ha comportato anche dei cambiamenti tuoi nella vita tua, della tua famiglia. Sì, logico, io mi ricordo quando ero piccolo, non so, 6-7 anni, c'era ancora qualche campo qua, no? E praticamente con i mondiali del 70 ha cambiato totalmente, no? L'ecologismo si guadagnava sempre meglio che con il latte o con l'agricoltura, no? Anche che ogni contadino quasi affitta, si deve anche dire, ogni contadino ha questo agriturismo che porta anche, diciamo, il guadagno è quasi là. Sono pochi capi ma li curi bene, il latte di tutti voi produttori di questi piccoli masi viene controllato e voi siete bravi perché alla fine nel tempo vi viene riconosciuta una qualità che voi riuscite a costruire. Sì, noi portiamo il latte alla mattina sempre in paese dove sono tutti contadini là, ogni contadino ha un chip praticamente e lì vedono praticamente quanto latte c'hai. Circa 6-7 volte al mese prendono un campione e fanno le prove, lì si vede bene se il latte è a posto, no? E praticamente noi non lo sappiamo mai quando fanno i controlli, quello è anche giusto, è sempre un alimento che dopo va a tutta l'Italia anche, no? E mi raccontavi una cosa che era molto curiosa a proposito di latte e quindi anche di cibo, di gastronomia, che nella tua famiglia si usava cuocere nel latte le tagliatelle, una cosa che purtroppo nella tua stessa famiglia dici oggi praticamente non si usa più. Sì, fino a che era mia madre che cucinava e noi eravamo in 6 figli, no? Si cercava di mangiare quello che si produceva più a casa, no? E logicamente c'era il latte, quello più principale, e poi si faceva un po' di burro lì e un po' di formaggio e si faceva queste tagliatelle 2 volte alla settimana e si mangiava nel latte, si cuciva, praticamente si metteva il latte e queste tagliatelle si cucinava e si mangiava con... Delle tagliatelle in brodo? Invece che in brodo nel latte. Ecco sì, e poi a metà tavolo erano ancora un po' di patate, cose del genere, con un po' di formaggio e di burro. Questo si mangiava spesso. Sì. Io vedo i miei figli e ogni tanto dicono ma la nonna dovrebbe ancora cucinare quello io non ho manco mai mangiato, e quello è bello, no? E poi forse loro imparano. Quindi c'è della curiosità anche verso... Sì. Logicamente, quello sì. Poi se tra gli ingredienti c'è anche il latte, meglio ancora perché è il tuo lavoro. Ecco, esatto, sì. Spero di riuscire a convincere tua mamma a farci vedere almeno brevemente i cannelli, come fai i cannelli, perché mi diceva ha 98 anni ma li fa ancora. Sì, lei il sabato vuole fare i cannelli e quello è bello, quello è, diciamo, quello che mangiamo, qua quello che veniva mangiato il più, ma si faceva cannelli anche col fegato, con i spinaci, così, no? Dunque questa invece è una tradizione che è rimasta. Questa è una tradizione che è rimasta, sì. Siamo appena usciti da questa vicenda della Covid, dell'epidemia che ha colpito tutta Italia e tutto il mondo in realtà. Come è stata vissuta da voi abitanti e lavoratori di questa vallata, di queste zone? Molti hanno perso il lavoro o perso un mese prima, o anche gli alberghi o tutti quelli che affittavano non avevano più i turisti e insomma c'è anche stato un danno economico, no? Però siamo ancora stati fortunati perché era quasi fine stagione, no? E adesso
insomma si vedrà come continua. Sembra che ricominci. Sì, Speriamo insomma che si riprenda. Ma in questo periodo di lockdown che cosa hai notato di diverso dal solito? il silenzio. Era un silenzio in paese totale in queste regole. Clemens, grazie. Vedo che l'appetito loro ce l'hanno. Ti saluto, ti lascio andare al tuo lavoro. Grazie per questo contributo e dai, a presto, alla prossima occasione. Grazie. Ciao. Bene, lasciamo Clemens lavorare, le nostre mucche mangiare, Davide continuare a fare le sue passeggiate attraverso le tante bellezze dell'Alto Adige, perché ci deve preparare altri collegamenti per le nostre prossime puntate. Noi però ci fermiamo per un attimo, subito dopo ci sarà Claudio Ferri con A Cielo Aperto e non dimenticate che noi ci rivediamo in finale di puntata con una bella mostra dedicata al ristorante San Domenico, anzi ai suoi primi 50 anni.